Pietro Paolo Martinati nacque a Ponte Casale di Candiana nel 1812. Figlio di Domenico, medico e naturalista, e della colta Caterina Piazza, socia dell'Accademia dei Concordi di Bovolenta. La famiglia, dopo aver acquistato la Villa Pesaro di Gorgo, qui si trasferì. Pietro Paolo si laureò in legge nel 1836, divenendo in seguito notaio e continuando gli interessi paterni con la creazione di un erbario, una collezione di pietre e di legni, nidi e uova di uccelli del territorio veneto, tirolese e della Dalmazia. Si dedicò pure agli studi di archeologia e di storia. Nel 1859 divenne segretario generale della Direzione delle Costruzioni Pubbliche, delle Ferrovie e dei Telegrafi, istituito a Verona per il Lombardo-Veneto. A Verona fu pure nominato consigliere comunale e provinciale. Fu ispettore regio per le case d'arte e antichità e promosse il restauro dell'Arena di Verona. Fece parte della Regia Deputazione Veneta di Storia Patria. Fu socio di varie accademie, tra cui quella di Scienze Naturali di Milano e quella dei Concordi di Lettere, Scienze ed Arti di Bovolenta dal 1862. Tra le sue numerose pubblicazioni si citano il Catalogo dei molluschi terrestri e fluviali viventi nelle province venete del 1855 e della paleoetnologia in generale e delle sue primizie nel Veneto del 1865. Fu eletto anche deputato del Parlamento italiano per la 10ª legislatura, ma nel 1878 morì nella sua villa di Gorgo, dove il parco recintato di mura era diventato un orto botanico con piante di tutte le specie. La figlia Leonessa, detta Nilla, nel 1879 sposò Luigi Pigorini, primo docente di paleoetnografia all'Università di Roma e promotore del Museo Preistorico e Etnografico di Roma, che oggi porta il suo nome.